aiuto, sta cadendo tutto. E ciao, ciao. Allora, questo video è un video per mostrarvi alcuni prodotti mangiarecci finiti. Prima di tutto volevo farvi vedere che sulle labbra ho messo il 04 sia rossetto che matita della collezione Ocean Field di Kiko. Questo qui è il rossetto e questo è una tonalità che io d'estate porto. Poi un altro argomento che non c'entra niente con il video, volevo farvi vedere dopo 15 giorni il risultato che ho della laminazione, come sta procedendo. Vi devo dire che le ciglia sono più morbide di appena fatte. Adesso riesco, se voglio, riesco a mettermi anche il mascara, e il mascara è leggermente più scuro, per cui riesco a rendermi conto se c'è o non c'è il mascara. Però questo è il risultato dopo 15 giorni. Iniziamo con il motivo per cui ho acceso la videocamera per fare questo video. Allora, qui davanti a me c'è un macello di prodotti finiti, mangerecci. Spero di non fare casino nel mostrarveli. Allora, iniziamo con questo olio. È una boccetta piccola da 250 ml, ma sono quelli oli aromatizzati. Questo qui, per dirvi, è il basilico. Io attualmente ho di aperto quello al limone. Vi devo dire che quello al limone mi piace di più. Dove vado a fare la spesa io c'è al limone, al basilico e al peperoncino. Quello al limone messo per condire la verdura mi sembra il migliore. Quello al peperoncino lo devo ancora prendere, cioè, a me il piccante sulla verdura piace e non piace, per cui ho un po' il terrore di prenderlo e poi non utilizzarlo. Però poi vediamo se con il tempo riesco a prendere anche quello con il peperoncino. Poi una cosa dolce finita sono questi cioccolatini della Venchi. Sono fatti così, dentro c'erano sia questi bianchi così, di due colorazioni di cioccolato bianco. Questo dovrebbe essere cioccolato alla gianduia, e poi c'è la nocciolina, e se no ci sono questi qui con cioccolato alla gianduia ricoperti qui con il fondente, sempre con la nocciola dentro. Come marchio la Venchi, certi tipi di cioccolatini mi piacciono, hanno un bel gusto di gianduia che mi soddisfa. Poi passiamo a un'altra cosa. Ho il terrore di quando che arrivo alle cose messe una sopra l'altra, ma vediamo. Poi un'altra cosa che ho preso, che ho finito, è questa bevanda di aloe vera del marchio Ritai. E allora qui c'è scritto che, aspettate che trovo la dicitura in italiano, è una bevanda analcolica aromatizzata con succo e polpa di aloe. Al suo interno c'è acqua, succo di polpa di aloe vera al 40%, zucchero, destrosio, correttore di acidità, acido citrico, aromi, aloe e conservanti. Allora, però è un prodotto, poi c'è scritto che è un prodotto che non ha né coloranti né glutine né OGM, adatto per i vegetariani. Allora, a me come bevanda piace. Dentro adesso è finita, ma comunque nella bevanda ci sono dei pezzettini di aloe che escono man mano che si versa nel bicchiere, ed sono piacevoli anche da mangiare, diventano qualcosa da mangiare. E mi piace questa bevanda. L'unica cosa che non mi piace, non so se la compro più, adesso se ritrovo scritto ve la ridico, eccola qui. Praticamente questo prodotto è prodotto in Vietnam e viene distribuito da una ditta di Spinea, Venezia. E questa idea, cioè il prodotto mi piace, però questa idea che venga prodotto in Vietnam e poi distribuito da un'azienda italiana mi fa un po' un nì del fatto della produzione, ma non so se la prenderò ancora solo per il motivo della produzione. Allora, tento di rimettere a posto la bottiglia. Iniziamo con altre cosucce di qua. Allora, ho finito questo tè della Black Tea
Black Tea Puro Ceylon, di questo marchio, Melessa Tea. Melessa Tea di questo marchio. Ho preso questo tè nero Easy Cream. Queste confezioni sono in pirottini così e l'ho finito. Io specialmente sia la mattina che praticamente io la mattina quando mi alzo, nel mio preparare la colazione preparo le tazze di tè da bere al mattino e preparo anche il bollitore da 2 litri di tè da bere durante la giornata e lo metto in frigo, per cui ne utilizzo io in totale utilizzo 3 pirottini al giorno. Poi altre cose che adesso tento di mettermele sulle gambe per riuscire a non fare macello. Poi la farina di mandorle. La farina di mandorle che è di questo marchio Life qui, i prodotti del sole, io la uso spesso per fare i dolci. Mi sembrano che diano un gusto diverso al dolce, e specialmente sia le crostate che i biscotti. Tendo sempre di fare metà farina normale e metà mettere farina di mandorle, anche se sulla ricetta non c'è scritto di utilizzare la farina di mandorle. Io delle volte faccio metà e metà per arrivare sempre al peso indicato dalla ricetta e dà un po' di gusto diverso. Poi altro tè della Pompadour, qui ne ho 4. Allora, ho finito ciliegia e fragola, arancia rossa, frutti misti e la collezione. Questi qui che ci sono dentro 5 gusti assortiti. Praticamente c'è dentro l'arancia rossa, la vaniglia e lampone, la mora e lampone, le tentazioni al mirtillo e ciliegia e fragola. Questi sono i gusti che ci sono in questa collezione e anche questi sono tutti tè finiti. Poi ho preso e finito, perché qui c'è la confezione, la Simmental. Io prendo questa qui, che ci sono dentro 4 confezioni da 90 grammi, perché specialmente adesso d'estate nelle insalate la utilizzo. Poi ho preso e finito anche il tonno Rio Mare Extra all'olio d'oliva. Anche questo qui, questo tonno mi piace prendere questo lo utilizzo sempre o nelle insalate sia di riso che nelle insalate normali di verdura, oppure anche per fare le uova ripiene. Praticamente faccio le uova sode, prendo il giallo, come si chiama, il tuorlo, lo schiaccio e ci aggiungo maionese e tonno e poi riempio di nuovo il buco che si è formato nell'uovo ed è buono anche così, e ci aggiungo anche un po' d'olio. Poi qui le prendo tutte e due se riesco a finire, a non fare cadere tutto. Poi queste 2 confezioni di tè Fit Via è quello che hanno fatto nuovo con le bustine. Io vi dico che se devo prendere il tè della Fit Via prendo quello in bustine, perché quello con sciolto non mi piace molto. Poi c'è il problema di dove buttare il tè quando è fatto. Ci sono come si dice, non mi viene la parola, ci sono i rimasugli, come si dice, e non so, mi scoccia dover pulire il contenitore dove metto il tè, e è tutto un altro discorso. Mentre questi qui, i filtri sono già fatti, li prendo, li butto via e sono tranquilla. E tra le due, che uno è uno slim tea bag e uno è un Dexo tea bag, dentro ci sono 7, 14, 21 ci sono 21, che mi perdo le parole stamattina. Ci sono di ogni tipo di tè, ci sono 7 bustine per tipo e ce ne sono 3. Per dirvi, nelle Dex Tea Bag c'è il 7 Fit Berry, 7 Tropical e 7 Strawberry, mentre nel Slim Tea Bag ci sono 7 Coconut, 7 Vaniglia e 7 Sherry.
Io vi devo dire, tra le due confezioni, quelle che ho ripreso è questa qui, il Ted Hectors, perché le bustine hanno più gusto, mentre questo Slim Tea hanno meno gusto come te e mi piace di meno, per cui di questo Dex ne ho riprese altre due buste quando mi sono arrivati gli sconti, e di questo credo per il momento di non prenderlo, giusto per un fattore di gusto personale. Poi ho utilizzato questi Giovanni Ran, i Gioia Verdi, sono dei ravioli e funghi porcini. Li ho trovati buoni, questi li ho utilizzati ancora prima che arrivasse il caldo. Ho fatto prosciutto, panna e piselli e un po' di cipolla come condimento, e ci ho messo questi ravioli che nel giro hanno una cottura veramente veloce, 3-4 minuti, per cui sono velocissimi ad acqua, quando l'acqua bolle sono velocissimi da cucinare, per cui ho deciso sì, li ho fatti e sono veramente buoni. Poi un'altra cosa dolce è questo qui, il dessert profiterol. Quando vado a mangiare la pizza o sono in giro che hanno il dolce profiterol, mi piace anche prenderlo. Visto che ho visto questo è un prodotto congelato, surgelato, e ci dovrebbero essere state 3, 6, 9 palline in totale, 9 bignè, però è stato anche buono, devo dire, visto che è un prodotto confezionato che non è fatto fresco, diciamo, però è stata una bella scoperta anche questo dessert. Poi ho finito questo sale rosa iodato della marchio Caber, qui non ne vedete più niente, comunque dentro c'era il sale rosa. E io di solito, se devo preparare una pasta e buttare il sale nell'acqua, uso il sale grosso normale. Se devo condire la verdura utilizzo il sale fino, quello bianco normale. Però questo sale rosa, per esempio se faccio una frittata, se devo un attimo insaporire della carne, preferisco utilizzare il sale rosa, mi dà un gusto diverso. Questo è anche con il suo macinino e mi piace utilizzare questo. Guardo dove mettere il prodotto. Del stesso marchio Caber ho finito questa maionese. Questa maionese è una maionese, la maionese della tradizione italiana con uova fresche. Allora, rispetto alle classiche maionesi che si trovano al supermercato, della Knorr, Star, adesso non vorrei dirvi marchi che poi mi perdo anch'io, comunque questa non l'ho presa al supermercato, questa l'ho presa in un negozietto dove vendono affettati e carne, e anche dove ho preso il sale, quello rosa. Però devo dire che ha un gusto che mi piace, come una maionese classica con le patatine fritte, o un po' a me piace anche nell'uovo, un po' nella verdura, diciamo, o nell'insalata di riso. Diciamo che è un buon marchio e una buona maionese. Poi, adesso che arriva il caldo, utilizzo queste insalatissime. Questa è alle 5 cereali e tonno con grano saraceno e olive verdi. Vi devo dire che è stata una bella scoperta, non le avevo mai prese, veramente non le avevo mai prese. Di solito mi faccio un po' di insalata di riso con un po' di piselli, un po' di prosciutto, e me la faccio io così, semplicemente. Ma ho voluto provare queste insalatissime e vi devo dire che questa qui mi è piaciuta. Sotto c'è lo strato di tonno, sopra ci sono questi cereali con la verdurina. Devo dire che è stata una bella scoperta, del marchio Rio Mare. Poi un altro gelato finito è questo qua del Magnum, ed è la confezione che hanno fatto, questa qui, che praticamente c'è il gelato, dopo ci sono degli strati di cioccolato all'esterno e cioccolato sopra. Prima di iniziare a mangiarlo, come c'è scritto nella confezione, come facevano vedere anche per la pubblicità, si deve rompere il cioccolato. Allora, nelle pareti, adesso non so se vedete che il vaso è fatto così, che qui c'è scritto anche di pressare. Da questo lato si pressa, si rompe un po' il cioccolato, sopra basta andarci con il cucchiaio, battere un po' e si rompe, ed è questo qui. Insomma,
sì e anche no come gusto. A me i Magnum in stecco piacciono, però questo sì e anche no. Poi un'altra cosa dolce sono questi biscottini qui della pasticceria, la pasticceria Sigarini semicoperti, frolla friabile. Anche se non sono del marchio Crumini, non so, qui almeno al supermercato trovo i frollini di Crumiri, e questi qui vi devo dire che avevano più o meno lo stesso gusto dei Crumiri, per cui buoni anche questi. Qui adesso arriva un prodotto che avevo preso a Pasqua quando sono andata al Lago Maggiore, e questa qui sono sono i loro dolci tipici, che sono questi qui che si chiamano margherite, margheritine, specialità di Stresa. Allora, vi devo dire che questi biscottini mi sono piaciuti, e se per indicarvi come gusto, qui da me ci sono dei biscottini che si chiamano canestrelli e hanno lo stesso gusto di queste margheritine, per cui mi sono veramente veramente piaciuti. Poi, perché quando sono andata al Lago Maggiore ne ho prese di due tipi, una una confezione su un panificio, che è questa, ed una confezione su una pasticceria, che è questa. E questa è la confezione che avevo preso nel panificio, e anche queste erano buone. Diciamo che sono buoni, sono dei buoni dolcetti. Poi un altro prodotto mangiareccio finito dolce sono le Kinder Cards. Allora, non è che questo prodotto mi faccia molto impazzire come gusto, però ogni tanto le prendo e vedo che vanno mangiate, per cui è un nì come prodotto. Cioè, a me il Kinder con quella cremina bianca e quella cremina con il cioccolato non mi piace molto. Preferisco mangiarmi un classico cioccolatino alla gianduia, se dovessi scegliere. Però in mezzo ad altro diciamo che mi piace anche utilizzarlo, mangiarlo. Poi ho finito questa confezione di Finish. Io di solito prendo il Finish per la lavastoviglie, mi trovo bene come prodotto, lo trovo sia da Tigotà al supermercato, da Acqua Sapone, è un marchio che trovo da un po' dappertutto, e ho finito queste qui. Prendo qui il prodotto già confezionato, per cui c'è una pastiglia, sono le pastiglie già preparate, basta che le inserisca nella lavastoviglie e loro fanno il loro lavoro, e vi devo dire che mi piace come prodotto. Poi, ritornando alla Fitvia, ho finito le barrette tropicali Detox Bar. Allora, queste barrette io ho voluto provare ad assaggiarle come gusto, cioè in generale le barrette Fitvia le ho quasi assaggiate tutte, ma non è che mi facciano proprio impazzire. Hanno un retrogusto, un gusto un po'... boh, non saprei definirlo. Per dirvi, adesso ho aperto quelle al cioccolato e cioè non è che abbia proprio un gusto di cioccolato, ha un gusto un po' nì. Queste qui tropicali non è che abbiano un gusto proprio di frutti, di prodotti tropicali, è un nì come gusto, è un miscuglio di gusto che è un po' indefinito, per cui non credo neanche di riprenderle, anche perché costano parecchio. Io ho la curiosità di provarle nel mezzo degli ordini con il tè, le ho provate, però non è che mi facciano impazzire come barrette. Poi ho provato il Kinder Bueno Ice Cream e vi devo dire che mi piace. Questa è una confezione finita, ne ho già presa un'altra, che ce ne sono dentro 4, 2 li ho già mangiati, e vi devo dire che mi piace. Sono come li vedete qui nel disegno della confezione. Sopra hanno lo strato di cioccolato, poi c'è il gelato, questo qui nocciolino, e c'è il cono, per cui sono buoni, diciamo, e mi hanno convinto come prodotto. Altre 2 confezioni di gelato finite, adesso
volevo girarvele tutte e due perché sono del stesso marchio, Nuit, che l'avevo visto per pubblicità e mi ha incuriosito il prodotto e ho voluto provarlo. Sono questi qui. Allora, uno è alle mandorle e vaniglia di Java, questo qui. L'altro invece è al caramello salato e noci macadamia australiane. Allora, tra i due non ne ho uno di preferito, mi piacciono entrambi. Sono una buona soluzione per mangiarsi un gelatino adesso che è estate. Allora, ultimi due prodottini. Un'altra insalatissima che ho provato è questa qui di pollo, ai fagioli e olio piccante. E devo dire che mi è piaciuta anche questa. Adesso, pensandoci, quella Rio Mare, visto che c'ha i cereali, un po' mi piaceva di più, però non è male neanche questa soluzione di questa confezione, per cui buona anche questa. Poi, per finire, dal fruttivendolo avevo preso questa confezione di pistacchio verde di Bronte. E vi devo dire che rispetto alle classiche confezioni di pistacchio che trovo in giro che non sono di Bronte, la differenza l'ho sentita. Questi di Bronte hanno un gusto più pieno, più intenso e sono veramente veramente buoni. Allora, sono riuscita a non fare cadere niente, sono riuscita a fare questo video. Io adesso vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!